Siamo arrivati alla 53esima mostra di vini di collina. Già la novità non è proprio una novità, però è bello pensarlo, il fatto di rinnovare ogni anno una mostra di vino con i prodotti eccezionali che le cantine ci propongono ogni anno. Non è una novità, ma appunto piace pensare a quanto. Le cantine sono 36 che partecipano a questa mostra con 123 vini. Abbiamo avuto appunto oggi l'inaugurazione di questa mostra, andrà avanti fino al 9 di giugno e in questa mostra inseriamo delle attività. Sono delle serate a tema dove noi vogliamo proporre il cibo abbinando le migliori vini presenti in mostra. I vini vengono scelti da una sommelier, Fisar, con la quale collaboriamo da anni, abbinando appunto ai cibi. I cibi saranno i primi piatti, che forse è la novità, anche qua non è proprio una novità perché l'avevamo abbandonata qualche anno fa, la facevamo con i ristoranti. Quest'anno la sfida è proprio quella di avere i primi piatti eseguiti dalla Proloco, quindi dal personale della Proloco. Personale della Proloco, faccio una parentesi dove io vado a ringraziare uno per uno, ma veramente di cuore, per tutto il lavoro che hanno fatto in questi 20 giorni per allestire lo spazio della mostra, perché oggi se riusciamo ad assaporare i prodotti e i vini è grazie al lavoro di ogni volontario della Proloco di San Pietro di Feretto, e questo io vado proprio a ringraziarne uno a uno. Abbiamo una serata dedicata ai vini rossi e là appunto abbineremo la tagliata di manzo. Abbiamo una serata che andremo a fare l'abbinamento del vin sur lis, quindi il vin coi fondi, con insaccati di Roberto Macelleria, prodotti artigianalmente. Queste sono le 4 serate a tema che andremo appunto a svolgere nelle 2 settimane. Avremo addirittura nel fine settimana del 1° giugno gli amici di Vitorito in provincia di L'Aquila. Ci raggiungeranno con gli arrosticini d'Abruzzo. Avremo il piacere di gustare il vero arrosticino originale fatto dagli amici abruzzesi che appunto anche quest'anno vengono a trovarci in occasione del 31 maggio e 1° giugno.